Finalmente sono riuscita a piazzarti davanti alla macchina da presa dopo che tu l'hai fatto con me. Questa è la vendetta, te lo volevo Mi dire. sa di sì. Te lo volevo L'avevo dire. sudorato. Parleremo poi del film di Warg, parleremo di tutto. Intanto, la prima cosa che mi interessa sapere da te è quando è nata la passione per il cinema. Io ho letto un 8 anni con la Dunque, la videocamera del passione papà. cosciente o quella incosciente? Parlami di tutte e due. Allora, la passione incosciente è nata credo a 4 anni perché avevamo casa, ero in Puglia in quel periodo a Taranto, avevamo casa su un cinema, che non so se era il cinema nuovo o qualcosa, di quei cinema degli anni 60 che avevano, 65 insomma, che avevano i terrazzi, diciamo, quindi arrivavano tutte le voci da sotto e quindi immaginavi, costruivi, immaginavi, sentivi voci profonde come allora c'erano. Difatti ancora adesso quando vado al cinema, specialmente mi succede al Festival di Venezia dove ci sono queste voci calde che presentano eccetera, ho questa reminiscenza. E dall'altra parte, questo sul visivo, no? Quindi costruivo visivamente quello che sentivo a livello uditivo. Invece era il periodo in cui mio padre aveva preso la prima televisione in bianco e nero, e quindi stiamo parlando a fine anni 60, e praticamente però non si poteva vedere perché alle 9 dovevi andare a letto. Allora io cosa facevo? Mi alzavo di nascosto, andavo in soggiorno, abbassavo praticamente abbassavo i neri in modo che non si vedesse tanto l'immagine, però vedevo le immagini. Però non potevo sentire il suono, quindi da una parte sentivo il suono e non vedevo delle immagini e dall'altra parte invece vedevo le immagini e non sentivo il suono. Questo credo che inconsciamente abbia determinato sia il mio lavoro sia la mia passione, perché io poi ho come lavoro do la voce, perché proprio è letteralmente dare la voce che sia ai bambini che sia agli adulti, e come cinema costruisco le immagini, quindi secondo me questa cosa è stata un imprinting infantile micidiale. Poi mio padre aveva la passione per i video, io ricordo da quando loro si sono sposati, quindi abbiamo album fotografici e visivi, ho fatto passare adesso i vecchi Super 8 che avevamo da quando siamo nate fino a più o meno 20 anni in cui avevamo tutto, cioè Hai ritrovato tutto. Difatti ci siamo passati nel parentato tutte queste cose, lui aveva questa passione, mia madre documentava tutte le foto e lui invece faceva i video e la sua prima videocamera era una Canon, mi ricordo, l'ho presa in mano a 8 anni durante le sciate, facevo le riprese mentre le persone venivano e mi ricordo che mi aveva detto hai una bella mano ferma, questa cosa me la ricordo, però era rimasta lì così, è rimasta lì così fino a quando poi ho iniziato a scrivere, mi piaceva tantissimo la scrittura e è una passione che io sempre però ho avuto da quando avevo 5 anni, la lettura. Io ho letto tantissimo, fino credo ai 20 anni credo di aver divorato tutto, dai Karamazov, tutti, di tutto proprio. E ho una biblioteca estremamente fornita e dopodiché ho iniziato a scrivere, anche perché nei continui traslochi che facevamo la scrittura era l'unico modo per rimanere agganciate alle persone. Tutti i traslochi che hai fatto poi ci ricondurranno anche alla tua passione per il viaggio, ma anche questo ci arriviamo dopo. Sì, per cui capisci che le persone che lasciavo ogni 2 o 3 anni poi scrivevo, quindi scrivevi in italiano, scrivevi in inglese, scrivevi in francese perché erano tutte persone che gravitavano e quindi la scrittura è stata una delle grosse cose. Con la scrittura a 13 anni ho vinto un concorso nazionale su proprio cinema e mass media, era sul saggio americano e sono arrivata, mi pare, adesso mi ricordo che ho vinto una mega poster, ma proprio mega, ce l'ho ancora. 13 anni. Sì, con Robert Redford e De Niro quando hanno fatto tutti gli uomini del presidente. Mi ricordo sta cosa qua, che ce l'ho ancora, l'ho conservato, per cui, ma proprio mega, cioè nel senso che è una facciata, proprio la cosa. Poi ero rimasta sconvolta. E da lì poi è finita lì, perché poi ho studiato, sono finita a Livorno, che è stata per me una culla grossissima di stimoli, e poi ho scoperto poi dopo che è lì che sono stata concepita, era il luogo di nascita di mia nonna, sì, c'è una sinergia forte, non prendi oggi Santa Giulia, che è la patrona di Livorno, quindi non a caso non stiamo a caso, facendo un'intervista. e visto le casualità e niente, per cui sono finita a Livorno, quella è stata una cosa grossa. Quando poi sono riandata a Taranto la cosa è stata, insomma, è stato uno sliding doors, perché praticamente se non fossi tornata a Taranto io non sarei più arrivata in Liguria, perché probabilmente avrei continuato l'università a Pisa e sarei rimasta poi in Toscana. Non so se meglio o peggio, ma comunque la nuova venuta a Taranto e tutta una serie di conseguenze, comprese una bocciatura 2 anni in uno all'ultimo anno del classico, mi hanno portato poi a trasferirmi dai nonni a Chiavari mentre i miei erano in trasloco a Roma,
per cui ho deciso no, io la grande città Roma, che poi ci sono finita a fare psicologia a Roma tra l'altro, però in un contesto di andata e ritorno, non più in un contesto di vita. E quindi da lì poi mi sono stabilita A 40 anni Chiavari? fa, pari pari, nel 77 a Chiavari. E non sei E più andata via? non sono più andata via, nel senso che la mia Non hai più casa è qui. No, traslocato? no, traslocato ne ho fatte ancora 5 di traslochi a Chiavari, però a Addirittura. Chiavari, prima di arrivare alla casa definitiva, che è quella di adesso più o meno. Ok, Però in ogni caso da lì poi ripartivo e tornavo, insomma, era un punto di partenza ed era la casa dei nonni, la prima casa dove ho camminato, avevo 2 anni quando ho camminato qui, quindi tutta una serie di corsi e ricorsi emotivi che hanno portato a questo. ok, studi, ti laurei, inizi subito a lavorare? Mi laureo, inizio subito a lavorare, sì, con gli adulti, anche lì casualità con gli adulti e avrei continuato con gli adulti perché venivo da neurologia, per cui comunque l'internato l'avevo fatto lì, anche se avevo fatto anche l'internato al Gaslini per i bambini. Fortuna vuole che al concorso arrivi seconda e quindi la prima è entrata con gli adulti e io entro con i bambini. Ok, Questo io credo che sia stato uno di quei passaggi epocali che mi ha dato accesso a veramente tantissime cose, perché lavorare con i bambini in un servizio di neuropsichiatria infantile è straordinario, cioè nel senso che hai tutte le carte in mano per dare veramente voce a questi bambini. Quindi da lì sono partita in contemporanea, perché nel momento in cui sono stata assunta definitivamente, parzialmente allora, poi dopo sono rimasta dentro nell'88, vuoi che nell'86 anzi, vuoi che non succeda dell'altro? No, succede che attraverso la referente di tutto questo, che è la Paola Maccagni, una persona a cui sono profondamente legata, mi fa conoscere il fratello che lavora, è un regista, un operatore, lavora nel cinema. stranamente. Stranamente, che mi dice, ma perché non fai questo concorso? C'era un concorso di quelli un po' i cretini, con i giornali Quanti specializzati, anni di borse avevi? di studio, Indicativa. 28, borse di studio, cose di questo genere. Anzi me la manda lui sta cosa qua, mi ricordo avevamo discusso una volta fino alle 3 del mattino Un perché io ero, classico. e a maggio dell'87 mi arriva la risposta, quando io avevo iniziato, mi arriva la risposta che avevo 48 ore di tempo per decidere se, perché avevo vinto la borsa di studio in sceneggiatura a Roma, al Centro Studi di Comunicazione, che era una grossa cosa fondata da Conio, insomma, dove gli insegnanti erano Age, Gigliola Fantoni che era la moglie di Scola, Piero, cioè c'è una serie di personaggi a livello di sceneggiatura che dici, ed eravamo in 14, quindi era una borsa di studio estremamente specializzata. Oh mamma, ho detto no, questa come faccio? Mi ricordo che c'era questa mia carissima amica che continuava a dirmi, ma dobbiamo trovare la soluzione, dobbiamo trovare una soluzione. Nel frattempo ero stata assunta all'ANFAS, tra l'altro, e lavoravo 3 volte alla settimana. Quindi lavoravo lunedì, mercoledì e venerdì con 18 ore. Il primo lavoro retribuito, quindi che fai? Molli il lavoro? I miei mi avevano già detto non ti Lascia perdere. manteniamo, lascia perdere. A Roma era questa cosa qua, quindi dovevi andare a Roma. Insomma, praticamente quando le vie si aprono, le trovi le risposte, io la cosa che ho fatto è stata, ho proposto alla responsabile di allora, che poi è diventata la responsabile 10 anni fa del servizio di cui faccio parte, il servizio di Ok, neuropsichiatria, quindi l'ho ritrovata, mi ha fatto utilizzare il cinema come strumento come si dice, strumento di lavoro. Ho proposto di fare lunedì, martedì e mercoledì di fila, e a Roma ho proposto di fare giovedì e venerdì, perché c'era anche hai un'altra. sbicolato. No, ma no, cercato di trovare un'alternativa. Fortuna vuole che arrivava anche, mi ricordo ancora il nome, Giovanna Caico, che adesso credo che lavori proprio in Rai, che era un'altra che veniva da Torino, quindi eravamo in 2 o 3 in questa condizione, e hanno accettato tutti e 2. Per cui io per un anno mi sono fatta lunedì, martedì e mercoledì a lavorare. Allora l'Anfas era a Villa Gimelli a Santa Margherita, un posto meraviglioso, quindi vai in macchina, torni in moto, e poi partivo il mercoledì e non c'erano i treni che ci sono adesso, partivi la mattina, arrivai con il santuomo di mio padre, mi veniva a prendere, prendevo la 500, me ne andavo al corso mercoledì sera, giovedì sera, venerdì sera. Sabato mattina prendevo come si dice, il treno, ritornavo, arrivavo alle 2 e lavoravo ancora perché comunque dovevo Certo. mantenermi. Mia madre ha detto che non avrebbe mai pensato che ci sarei riuscita. E ho finito tutto e mi hanno proposto di fare il secondo anno sarebbe stato un anno in cui poi avrei lavorato a Roma, quindi dovevo pensare di decidere di trasferirmi lì, ma il lavoro comunque a me piaceva e ho deciso che non ce la facevo a fare un passo del genere, non era maturo probabilmente. Di lì mi hanno detto è un peccato che tu molli, perché non ti iscrivi al laboratorio Ipotesi Cinema da Olbi. E lì.
E lì, sai, lì non era così, lì stavi 10 giorni, e lì ci sono stata 10 anni. Nel senso che con Olmi che mi ha sempre detto tu devi mollare tutto e fare cinema. E io gli ho sempre detto Non lo farò mai. no, no, mai no, il mai non esiste nel mio vocabolario, però non so, non era il tempo e il tempo penso che sia quasi arrivato, per cui adesso tutto quello che ci eravamo detti in questi 10 anni, responsabile del gruppo Liguria, responsabile della memoria, e questo è stato il luogo, perché io sono approdata qui negli anni 90 grazie alle produzioni con Olmi. E quindi Gianfranco, che è il presidente adesso dell'Infi, era con me a Ipotesi Cinema quando abbiamo portato il materiale di Claudio Costa e di Raggio, i primi che avevano filmato, Sì. e mi ricordo che erano le 3 meno un quarto del mattino perché si vedevano full immersion, e subito prima Olmi aveva straccionato micidialmente 2 che avevano portato delle cose, e con Gianfranco ci eravamo guardati e mi hanno detto: oh Madonna Santa, adesso che succede? Perché Olmi è bello tosto. Ha visto, mi ricordo solo che ha visto questo, si sono riaccese le luci, ci ha guardato e mi fa: dove avete preso questo materiale? Allora ci siamo rilassati, poi ci ha chiesto di continuare a girare lì. Per cui è nato tutto qui, quindi è molto strano, non so come dire, questa coincidenza, perché questa coincidenza è successa nel 2013 quando, grazie a amici che sono qui dentro, a Fausta e a Luigi Maccioni, che è lo psichiatra anche qui, mi hanno invitato a questo convegno che credo abbia a che fare con i sogni. Adesso non ricordo, ma è qualcosa del tipo Questo nel 2013. Sì, e siamo ritornati qui nel momento in cui c'era tutta una serie di cose accadute, compreso in Louisiana, l'incontro con Andrea Zanzottera, con Guido che ritornavano, tutti e 3 ritornavamo dopo 20-30 anni, ognuno, sì, Andrea aveva fatto la scuola di jazz qui, Guido aveva recitato con Gianfranco ed erano 40 anni che non si vedevano, sì, che non si vedevano, e io ritornavo lì. E questa è stata una cosa, e ci è stato chiesto in 48 ore di fare un soggetto per fare un film, perché c'era la situazione di Quarto che c'era, insomma, no? Quindi poi da lì ha ripreso il luogo creativo che era negli anni 90, c'era Claudio Costa con questo laboratorio che era una cosa spettacolare sull'arte creativa, c'era Slavice che era l'allievo di Basaglia, quindi è stato tutto un percorso in cui io pensavo di essere ai margini, poi dopo, passando il tempo, mi sono resa che ero proprio dentro quel percorso lì e non me ne ero accorta. Oltretutto voi facevate parte del gruppo La Zanzotterei, di questo gruppo su Facebook. Adesso dove sì, vi eravate conosciuti, esatto. E vi siete ritrovati. Dove è nata la storia con Nerio, dove è nata la storia con Neri, dove che poi vi siete ritrovati tutti, esatto. Sì, sì, e da lì è tutto, partita l'avventura Warg. Sì, io penso che sia una cosa estremamente, è stata una cosa molto, cioè quando la vita reale interpreta oppure comunque coincide con i desideri, con i bisogni, con le persone, io credo che poi si realizzano le cose con poco dispendio di energia, perché anche i costi sono stati veramente parziali rispetto a quelli che potevano essere. E Warg è nata da una scommessa, la scommessa era quella di riuscire comunque a ricreare un polo forte in modo che tutta una serie di speculazioni edilizie non avvenissero. Certo. La seconda cosa, fare un cinema, io l'ultima volta che ho fatto film, poi mi sono dedicata ai festival, mi sono dedicata a queste cose qua, mi era stato detto è impossibile fare un film lontano da Roma e poi quando si fa un film ci vuole una direzione centrale, non è possibile fare un film insieme, scordati il lavoro collettivo. Quindi queste erano le 2 scommesse con cui io mi ero fermata, perché non mi andava di fare, non mi interessava il fare il film per fare il film, altrimenti avrei scelto altre strade, soprattutto mi interessa il cinema come mezzo di comunicazione sociale, è una cosa molto importante per me questo, perché abbiamo una responsabilità nel comunicare, nelle immagini e in quello che diciamo, in quello che facciamo vedere, e secondo me questa responsabilità si sta perdendo parecchio, accanto al fatto che volevo qualcosa che potesse far pensare ma anche rilassare, non qualcosa che fosse girare in un manicomio psichiatrico, insomma. Infatti quando dici ho girato in un manicomio psichiatrico ti guardo e dico no, guarda, non è una cosa Infatti pesante. si alternano scene divertenti a scene invece importanti. Sì, perché comunque c'è questo. Però in ogni caso siamo partiti comunque da un sentire comune, non siamo partiti da un progetto sulla carta. E ti sei ritrovata lontano da Roma a girare e a dirigere 36 persone.
60. 60, scusa. No, cioè, 36 sono gli attori, no, 36 gli attori, anzi ecco, 40 ok. con le comparse. Ok, Poi 40 gli 10 attori. era la troupe guidata Sì, da sì, sì. Alessandro Bechis e 10 Sì, era sì, la sì, troupe sì. guidata da Paolo Sì, Miccai sì. e Ugo Quindi Nuzzo. 60, giusto? Sì, devo dire che Lontano da Roma, lontano da dove non Roma, era possibile. appunto. Devo dire che l'aiuto in questo caso di Paolo Miccai e di Ugo è stato importante, anche Certo, se loro lavoravano solo sul versante televisivo, però è stato importante ricominciare con della gente che comunque aveva accesso a queste cose. certo. Mi rivolgo agli inquilini di questo pianeta. Perché tutto questo movimento? Perché correte a caso? Sto cercando quel suono per cui voglio essere ricordato. Concluso il lavoro di Warg, concluso si fa per dire, perché lo stai portando in giro per l'Italia, lo stai portando in giro per il mondo, perché sei una donna senza freni. Siamo andati anche a Cannes, no? Sì, l'anno Giusto? scorso, al L'anno Marché. scorso. Un anno esatto fa. Al Marché. Hai sicuramente dei progetti nuovi. Perché figurati se tu stai ferma, ti sei rotta un piede e nell'anno in cui ti sei rotta il piede hai continuato a produrre, anzi forse hai prodotto ancora di più, quindi hai in cantiere progetti nuovi. La rottura del piede è stata molto indicativa perché l'ho rotta in un momento in cui stavo per andare a fare uno stage sulla rabbia e mi sono rotta il piede, così non ci sono più andata. Il risultato è stato che sono stata ferma, sì, fino a giugno, 7 mesi. Non pensavo assolutamente né che sarei riuscita a prendermi cura di me in quel modo, né quello che sarebbe venuto, perché è stato un momento di movimento pazzesco. Per dirla una, erano 3 o 4 anni che tentavo di vendere casa, la casa mia di proprietà, che quella dove abito è dei miei, e non riuscivo a venderla, assolutamente no. Quando ho fatto l'atto il 13 gennaio del 2017, che è proprio stato il 2016, che ero in piena, e il notaio, gli acquirenti, sono tutti venuti a casa con un bicchiere di vino, cose di questo genere, cioè non avrei mai pensato Immaginato. come mi è stato detto che una delle mie capacità è quello di rendere le persone naturali, quindi le situazioni naturali, che avrei reso una situazione così, insomma, potrebbe essere un po' problematica anche il vendere una casa e tutte queste cose qua, renderla una situazione estremamente piacevole. E tornando a Warg hai scelto 30-36, fra virgolette, attori, perché in realtà all'interno ce n'erano un paio di attori. Di persone avvezze alle telecamere, Esatto, hai scelto tutte persone che non l'avevano mai fatto e non hai costruito un personaggio da dare a loro, anzi loro, con i loro modi di fare, con quello che conoscevi di loro, erano già dei personaggi. Ti sei scelta delle persone e sei riuscita a tirare fuori le loro capacità. Allora, questo o il Midocet, perché quello che impari, intanto impari dall'allestimento del set a scaricare roba da Olmi, non impari solamente a scrivere, a montare e a fare la regia, ma soprattutto impari che lui gira sempre, spesso e volentieri girato con gente sconosciuta, e a gente sconosciuta poco nota. Io se penso a Piavoli, penso a tutta una serie di personaggi, dei fotografi, cosa che la gente non conosce, che sono straordinari, e quindi avevo già alle spalle questa voglia di questo, cioè io l'attore conosciuto cioè, è già lì, non so come dire. Invece la persona, cioè, fa parte anche del mio lavoro, tra l'altro, perché comunque ridare voce a un bambino è recepire la personalità del bambino e rispettarla, quindi che è la maieutica. Quindi questo lavoro l'ho portato esattamente con gli attori. Quindi l'idea è stata: non sanno recitare, però sono naturali e naturalmente sono straordinari, quindi bisogna mantenere questa straordinarietà lasciandoli recitare. Allora, come fare? Cercare le caratteristiche di ognuno di loro e proporre quello. Tu sei stata una di quelle, perché tu sei una persona che non si riesce a inchiodare una cosa.
ti ricordi che ti ho lasciato libera, sono stata lì alle calcagna dicendo tanto tu arrivi, però anche la parte te la sei praticamente costruita da sola e te la sei costruita su qualcosa che per me era essenziale, perché tu la tua figura è stata costruita sulla Jenkins, ti ricordi? Sei la prima che 3 anni fa ha portato Florence Jenkins, adesso hanno fatto 2 film, compresa quella con Meryl Streep che era candidata all'Oscar, veramente. Ecco, però tu 3 anni fa l'hai portata e io ho colto sta cosa qua, ho detto aspetta che questa va bene, quindi tu nel film stoni, Sì. cioè, quindi questo anche l'utilizzo della voce è una cosa molto importante, quindi c'è tutta una serie di metafore dentro che sono assolutamente volute, quindi Che ci riconducono poi al tuo lavoro di logopedista, Sì. ma prima voglio sapere se hai dei progetti nuovi. Ho glissato. Sì, so che altro hai che glissato. sì, ce n'è 3. Cioè, innanzitutto ho tirato fuori dal cassetto quelli lasciati in sospeso 20 anni fa. Ok, quindi perché adesso erano un attimo lì che mi interessa, sono venuti fuori chiaramente. Io ho un contenitore enorme di tutte le idee, le sceneggiature, le cose, c'ho proprio questo coso dove Ok. quindi vado a tingere, c'ho una stanza del cinema che adesso dovrei riuscire a mettere a posto perché mettendola a posto salteranno fuori altre cose, quindi sì, ci sono dei progetti, non solo ci sono dei progetti, da UARG sono arrivate anche delle proposte per altri progetti, di cui una molto grossa che si dovrebbe realizzare a inizio anno dell'anno prossimo. Questo significa che spero di arrivare alla pensione e poter fare dell'altro, come ha fatto a suo tempo, mi ricordo Stagnaro che è un nostro guru, il regista Juan Bautista Stagnaro, che tra l'altro è di origine ligure, che è un nostro guru, mi ha sempre detto la Bamberg ha iniziato il cinema a 50 anni, con cui lui ha lavorato, per cui evidentemente il destino è questo. E sì, devo ringraziare su tutto anche i viaggi. Io sempre, sono nata in viaggio praticamente perché nel primo mese avevo fatto già 200 km, nel primo anno ne ho fatti 2000, per cui insomma mia madre secondo me mi ha partorito proprio in viaggio perché lei è una di quelle che gira ancora. E gira ancora, sì. Però a 85 anni gira ancora, però per girare parlo di Asia, parlo di Iran piuttosto che di Alaska, eccetera, non sto parlando di viaggetti della domenica. E qui mi voglio ricondurre al lavoro che fai perché lavori prevalentemente con i bimbi Sì. e a parlare di maternità, a parlare di femminilità e a parlare di maternità con te. Allora, io non ho avuto figli per scelta, nel senso che li avrei voluto fare l'esperienza della maternità, però non è stato possibile perché quando penso a un figlio, penso a un figlio di 2 persone, un uomo e una donna, non penso a un figlio comunque di una donna sola, non togliendo niente a tutto, però io non avevo un'esigenza così forte di maternità da dire me lo faccio da solo. E conta che io da quando avevo 15-16 anni ho sempre fatto per guadagnare qualcosa, facevo la babysitter ai figli degli amici dei miei, quindi ho iniziato a cambiare pannoloni, dare pappe e biberon che avevo 15-16 anni, quindi comunque non mi spaventava il percorso della maternità. Credo, e questa è stata un'evoluzione, credo che la maternità come la fertilità non dipendano da una paternità biologica, per cui dipendano dalla capacità creativa e di nutrimento che tu hai. Io ho un lavoro che grazie al cielo mi permette questo e credo che lo manterrò a lungo, almeno fino alla pensione lo manterrò. Il cinema ti dà questo perché la creatività significa il film è un parto, quindi la creatività ti permette questo e quindi credo che sia uno status la maternità, che stia indipendentemente, certo c'è un rischio grosso che questo maternage poi ritorni, non so, dal rapporto di coppia, Certo. quindi questo è chiaro che bisogna un attimino, il maternage sano è una cosa, il maternage fino a se stesso nasconde cose che non. Io però, ripeto il concetto, devo ringraziare i viaggi, perché se non avessi fatto i viaggi da tutto il mondo, a parte l'Australia non mi manca nessun continente, e il Giappone, quella zona lì, però l'Asia, l'Africa e l'America Latina, l'America l'ho fatta e non credo che avrei avuto questa capacità di cogliere le differenze e di far sì che queste differenze si riuniscano in un lavoro collettivo, perché guarda, questo, una delle scene che a me commuove tutte le volte, proprio che la vedo, è quello che è la parte della liberazione, la parte del serpentone, come la chiamiamo noi, dove ci siete tutti e ciascuno esprime la sua modalità. Ecco, quello per me è il senso delle cose che stiamo facendo, cioè il lavoro è del senso dell'umanità. Se l'umanità non riconosce una differenza e non accetta l'indifferenza, la integra, perché se tu vedi dovunque
le difficoltà sono lì, perché è il diverso che ti blocca. Nel momento in cui accogli il diverso e capisci chi è il diverso, automaticamente c'è il rapporto. Quindi bisogna superare questa parte qua. Secondo me questo discorso sulla diversità, non per niente siamo in un luogo come un manicomio dove parliamo di diversità, qua ci siamo, e quindi io credo che lo sguardo all'altro parta da questo, e se no si fa poca strada, insomma, si rimane in modalità narcisistica, allora si fa la fotografia, si fa l'intervista, si fa il film, vedi il tuo nome scritto. Io quando ho visto il nome scritto, ho visto tutto quello che è successo a Cannes l'anno scorso, ho pensato al lavoro di tutti, e ho voluto le persone lì, non ho voluto andarci da sola, perché a me andare da sola non mi gratifica come andare con le persone e proprio la partecipazione, il senso del collettivo. Questo l'ho avuto dalla parte toscana, perché la parte ligure un po' meno, ma la parte toscana è una parte che agisce sul collettivo, gli edifici toscani e gli emiliani hanno bisogno, sì. Non è che hanno bisogno, è proprio è innato, innato, ma anche sì. per la loro storia, Il proprio la contatto. parte storica che hanno, come si sono evoluti, eccetera. Quindi c'è un senso laico dello stare insieme, che secondo me è importante, ma a maggior ragione se si fanno dei progetti che possano comunque portare all'evoluzione di tutti, perché nell'ambito di WARG quasi tutti sono comunque cambiati in un modo o È nell'altro, hanno comunque approfondito una parte di sé che è stata importante, ciascuno ha preso le proprie strade che possono essere fare di nuovo insieme. Noi stiamo preparando il secondo lavoro, nel secondo lavoro ci sono 20 persone delle 40 degli attori, quindi insomma la metà di quelli continua a proseguire il percorso, quindi abbiamo fatto un lavoro inizio anno propedeutico a questo film, e insomma c'eri anche tu con una psicoterapeuta corporea in gambissima, e vedi quello che è venuto fuori lì, Sì, no? sì. Quindi questo crea gruppo, questo crea un rispetto dell'altro, questo crea non giudizio, e il non giudizio crea il non giudizio anche dentro di te, perché la prima cosa da cui partiamo è quella. Quindi per me queste sono le fondamenta delle cose che mi arrivano sicuramente da due genitori, ma un padre molto forte da questo punto di vista qui. Mia madre lo era, ma seguiva più mio padre, però mio padre è sempre stato quello che si chiamano i saggi, no? Insomma, quindi un saggio su questo, un saggio concreto, un saggio di testimonianza, non un saggio di parole. Per cui quando hai queste figure di riferimento, non riesci, capito, sul discorso dei contenuti e sul discorso dell'essenza rispetto all'immagine, rispetto all'apparenza, non ce la fai proprio a non esserci, no? Io dico sempre che ci vorrebbe una Lodovica in ogni famiglia. Ma c'è tanta gente così, Lo vedi che c'è tanta gente così, purtroppo, per fortuna. Devo dire che i social, che io non supporto più tanto, però i social hanno permesso anche l'incontro con certe persone che sono veramente straordinarie. Dobbiamo ringraziarli sotto certi punti di vista, sicuramente. Sì. Poi c'è un'invasività, ci sono delle immagini a scapito poi di persone reali che quando le vedi dici oh Madonna Santa, però comunque ci sono anche persone straordinarie che attraverso lì si sono espresse, che insomma c'è la possibilità di incontro. La gente secondo me è diventata più cosciente e quindi pretende anche di più. Molto di più. Quindi pretende anche della qualità, mentre prima magari la qualità era un pochino più in secondo piano. Lodo, io spero alla prossima intervista di fartela direttamente a Cannes. Aspetta, che ci sono altri festival, comunque, non solo Cannes. Mi piacerebbe, ecco. Prima che arriviamo a Cannes, il percorso, prima dobbiamo fare un apprendistato ancora di quelli. Vediamo magari a Buenos Aires. Buenos Aires sì. Ti sembra Buenos più... Aires mi sembra più affettiva, no? È un sogno quel viaggio a Buenos Aires, spero che ci sarà con tutto. Ti ringrazio tantissimo. Grazie a voi. E alla prossima. Grazie e buon lavoro a voi.